Si terrà domenica 4 agosto a partire dalle 20:30 nella location delle Fabbriche di Agrigento, situate nel cuore del centro storico, la 13ª edizione del concorso Fotografa il mandorlo in fiore e Fotografa San Calogero. Durante la serata verranno premiate le migliori foto a colori e in bianco e nero dei singoli concorsi. L'evento, promosso e organizzato dal giornalista Domenico Vecchio, direttore e responsabile della testata Agrigento Oggi, prevede anche premi speciali: la migliore foto destinazione turistica in collaborazione con il distretto Valle dei Templi e la migliore foto al femminile ideata dalla Tua Trasporti Urbani di Agrigento. L'evento premierà anche figure di spicco come Marco Savatteri, recentemente esibitosi a Los Angeles durante la tappa dell'Amerigo Vespucci, l'Alessandra Montana, inserita nella prestigiosa classifica Forbes delle 100 donne leader vincenti e fondatrice di Allumeus Communication, e Silvio Schembri, noto giornalista. Un riconoscimento speciale andrà anche a Tano Siracusa, fotografo di lunga data con una carriera legata ai temi del viaggio e alle feste popolari. Durante la serata si alterneranno momenti musicali e saranno proiettate tutte le foto finaliste.